0,40. Gioco corto. Porto conduce 3 giochi a 1. Dopo le semifinali giocate ieri, quest'oggi sul campo centrale si affrontano i due finalisti, Nicola Porcu e Alberto Sanna. Porcu al servizio in vantaggio 3-1 con un break e 40-15, quindi due palle del 4-1. Torneo Open Città di Quartu, che quindi arriva alla giornata conclusiva.
prova a cambiare la direzione dello scambio Sanna, Porco conduce 4 giochi a due. tiene il servizio Porco, abbiamo dovuto schivare la pallina, è andata indietro da Porco, quindi 4-1 Porco, che quindi con un break di vantaggio consolida il break conquistato nel game precedente tenendo la battuta. Abbiamo visto ieri Alberto Sanna vincere agevolmente 6-0 su Nicolò Dessì. Abbiamo trasmesso la partita dal campo a fianco, dal campo numero 2, mentre sul centrale match nel quale abbiamo visto appena un game nel set break del match tra Sanna e Dessì. Il campione sardo in carica Nicola Porcu ha battuto in semifinale 6-0, quindi senza lasciare neanche un game, un tennista in forza al Tennis Club Segni di Roma, Peter Omola, 2.8 di classifica italiana. Nicolò Porcu, dicevamo, campione sardo in carica, classifica italiana di 2.4 contro Alberto Sanna, classifica 2.5, che è riuscito a entrare nella classifica ITF, ha avuto in passato classifica ITF, massima posizione 1427 il 3 aprile del 2023. Tennisti compagni anche di squadra, quasi coetanei, un anno in più per Porcu, 20 anni per Porcu, 19 per Sanna. Tennisti del Tennis Club Cagliari, che si sono affrontati proprio in semifinale ai sardi assoluti con la vittoria di Porcu. Quest'oggi la rivincita per Sanna. Una bella la volée di Sanna, l'abbiamo visto anche ieri molto a suo agio nei pressi della rete, come raccontavo anche ieri, si è sempre ben disimpegnato nei doppi, nei campionati a squadre. Sanna schierato da Martin Vassol Argheglio, mentre arriva anche il coach dei due ragazzi Stefano Mocci, a vedere i suoi giocatori, no? Che è cresciuto proprio sotto il suo sguardo, sono cresciuti grazie anche ai suoi consigli. È più aggressivo quest'oggi Sanna rispetto alla partita giocata ieri, prova a fare qualcosa di più, ma se ieri sbagliava di più di sì, oggi è Sanna che, cercando di prendere più l'iniziativa, sta commettendo qualche errore di troppo. Gioca su una superficie diversa da quella alla quale sono abituati ad allenarsi i due giocatori. È out il passante di Porcu, bravo Sanna a lasciarla perché è uscita veramente di poco. Campo veloce rispetto alla terra, superficie sulla quale sono abituati a giocare e ad allenarsi nei campi del Tennis Club Cagliari, in particolare nei campi 11 e 12 e 14 anche direi. Palla corta, arriva bene Porcu, la tiene profonda col back, è stato bravo a contenere, qui trova degli angoli molto belli alla sua destra e poi cambia dall'altra parte, molto preciso.
entrambi molto sicuri nel palleggio da fondo scambio, bellissimo, prolungato. Questo scambio alla fine sbaglia Porcu. Nicola Porcu, tennista di Villa Puzzu, allievo di Rossano Chiappe, il maestro di Villa Puzzu che ha tirato su tanti talenti, non solo Porcu, è venuto fuori dal circolo di Villa Puzzu, anche Sala Festa per esempio, forse al Tennis Club, ma anche altri giocatori. Tentato slash centrale, e qui ho cercato la risposta aggressiva. Porcu dando un po' fuorigiri sulla seconda, quindi tiene il servizio Sanna 4-2, c'è sempre un break di vantaggio, ma riesce a rimanere in scia Sanna. È rimasta in campo la risposta di Sanna, proprio un pelo dentro la linea sulla buona prima di Porcu. 0-15. Qui accelera benissimo Porcu, palla nei pressi dell'incrocio delle righe, non si poteva non seguire a rete questa palla, non c'è stato neanche bisogno di giocare la volley perché già l'accelerazione era quasi vincente. Lunga 30-15. Campo centrale che a luglio sarà protagonista nei campionati italiani di terza categoria, come ormai di consuetudine. Campo centrale naturalmente tutto il circolo, io mi riferisco alle finali naturalmente. Bella la volley incrociata di San, dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, che ha una buona, ottima propensione col gioco di volo. Dote sempre più importante nel tennis moderno. Con i giocatori che sono ormai tutti molto solidi da fondo campo, è importante poter avere un'arma in più per chiudere il punto, specialmente quando si mette in difficoltà l'avversario col gioco da fondo. Molto bene Sanna, un dritto piatto, la palla non si è alzata per niente, molto veloce, profonda. C'era poco da fare per Sanna, per Porcu. (30-40), palla break. Occasione per Sanna di recuperare il break di svantaggio.
con coraggio a rete Porcu, molto buona la prima volée, è tornato un pochino indietro sulla seconda, non è riuscito a controllarla, meglio l'ha giocato la volée, ma essendo un po' distante dalla rete la palla non l'ha superata, quindi c'è il break che in realtà è il contro break, si riprende il servizio perso nel quarto gioco, Sanna e quindi si rimette in equilibrio il conto quantomeno dei break. Questo match decisamente interessante, di ottimo livello, giocatori che sbagliano poco, gli errori che commettono sono prevalentemente forzati dall'avversario, entrambi regolari. È stata una fase del match nella quale Sanna ha cercato di strappare un po' di più, ma senza ottenere grandi risultati. Si è tornato concentrato sul gioco più in sicurezza, senza rinunciare però alle accelerazioni, come abbiamo visto in diversi punti sino adesso. Al servizio Sanna in svantaggio per 3-4. Servizio esterno, ieri ha fatto un ace centrale, un ace esterno, sempre verso con lo slide, diciamo, l'ace esterno da destra a sinistra, per intenderci. Due righe di Sanna. È peccato, ha sbagliato lo smash, però quei due dritti sulla riga non mancheranno nei nostri highlights, anche se ha chiuso con un errore. Highlights che tennisweb.it sta proponendo, dei match prodotti, tutte produzioni di tennisweb.it dai campionati, anzi scusate, dalle prequalifiche degli internazionali d'Italia disputati al Tennis Club Cagliari. Siamo stati a Sassari per l'Open Torres, oggi siamo a quarto, oggi siamo a quarto per questo Open di quarto. Tanto tennis su tennisweb.it, sul canale YouTube, highlights e match in diretta. Bellissima questa accelerazione, un punto spettacolare sul centrale dello Sporting Club. Ovviamente un campo rapido favorisce anche lo spettacolo, non che non ci sia spettacolo sulla terra, per carità, ma magari palla un pochino più veloce garantisce qualche possibilità di maggiore spettacolo. È vero che anche maggiori errori, però si sposta molto Sanna, lasciando campo aperto al suo avversario, che non ne ha approfittato tantissimo, non è riuscito a ingolare troppo la sua controffensiva. Arriva comunque il break, 5-3 Porcu, aveva appena riconquistato il break Sanna, non lo volevo dire, non l'ho detto, però ecco, bisogna stare molto attenti quando si riconquista il break nel game successivo. E quindi serve per il set Sanna, vantaggio 5-3, finale Open di quarto.
una bella giornata di sole. Si ferma sul nastro, perfettamente esposti i campi allo Sporting. Vedete l'ombra perpendicolare alla destra, lateralmente, perfettamente lateralmente alla destra dell'inquadratura, alle spalle dell'arbitro. Ne risente la tribuna. Questo è un po' la pecca del circolo. Rimane spettatori col sole in faccia. 15-0. Mm, 30-0, 2 punti dal set. Porco. A 15 non è arrivato, anzi è arrivato sulla palla, porco, ma con la racchetta distesa non è riuscito a colpire la palla al centro del piatto e gli è rimasta attaccata praticamente. 30-15, sempre 2 punti dal set. Sun, porco naturalmente. Lasciato andare il braccio, Sun. 40-15. Vado a dare il coraggio su una situazione di punteggio delicata, però ci sta ripensando, che fosse opportuno rischiare così con l'avversario a 2 punti dal set. 2 set point. 40-15. Direi chiuso al terzo match point, Sun. E qui basta il primo porco per conquistare il primo set col punteggio di 6-3. L'ultimo punto disponibile anche sulla nostra pagina Facebook, l'ultimo punto della partita di ieri di Alberto Sanna contro Niccolò Dessì, mentre gli highlights saranno disponibili a partire da questa sera, gli highlights della semifinale di ieri, mentre domani pubblicheremo gli highlights di questa finale e le interviste, naturalmente con le premiazioni, la premiazione per meglio dire. Sono un po' in debito con invece la parte femminile del torneo, perché avevamo un programma di trasmettere la parte finale della finale femminile se si fosse disputata, perché un po' invece Alessandra Pezzulla, una delle tue finaliste, ha trasmesso un certificato medico, non si è quindi disputata la finale per il ritiro di Alessandra Pezzulla. E la finale maschile così iniziata con un po' di anticipo, una mezz'oretta di anticipo diciamo. Secondo set, Sun al servizio. Lunga, visto anch'io, confermo, ma non c'è certo bisogno della mia conferma. Il giudice di sedia, Lazzaro Cadelano, esperto arbitro internazionale,
in cui non sfugge certo una chiamata, anche delle più difficili. Arbitro e anche giornalista, autore di un libro che racconta un po' gli eventi più importanti che si sono avuti in Sardegna. C'è un servizio realizzato proprio da Tennesseria.it per la presentazione del suo libro, proprio qui allo Sporting Quarto fece la presentazione del suo libro. Attacco di bene Porcu, e anche qua un po' come prima, vedete dritto alta, gli rimane quasi attaccata la palla alla racchetta, come se non sentisse l'impatto della pallina. Allunga la racchetta e non trova la palla, non riesce a mandarla di là. Qui era anche abbastanza vicino alla rete Porcu. Out, questo dritto di San, carica bene, il dritto si sposta sempre, spesso, per colpire la palla con il suo fondamentale preferito. 15 pari. Si gioca di mercoledì pomeriggio, giornata infrasettimanale, quindi non è presente tanto pubblico. Anche un primo pomeriggio bello il pallonetto di palla out, sembrava che stesse quasi per entrare. Attenzione perché 30-40 si comincia subito con una palla break. Serve volley, è buona, pallonetto di Porcu, direi da manuale sul rovescio di Sanna. E qui va fuori con il dritto Porcu. Giocato molto bene Sanna, molto bravi tutti e due, ottimo serve volley di Sanna, con la palla, con la volley profonda, si è salvato con un pallonetto lungo linea, quindi sul rovescio del suo avversario Porcu, volley dorsale alla panatta di Sanna, e poi alla fine è riuscito a conquistare il punto e ad annullare la palla break. 2 errori consecutivi di Porcu, non usuale per lui. L'intervista che feci dopo la finale dei Sardi assoluti all'avversario di Porcu, Matteo Mura, mi disse che era proprio rimasto messo in difficoltà dal fatto che Porcu non avesse in quella partita sbagliato praticamente nulla. Tiene il servizio Sanna, 3 errori consecutivi di Porcu, 1-0. Highlights intervista
sempre disponibili tra i video della pagina canale YouTube di tennisweb.it. Mentre qui in tribuna si parla di Sinner che ha battuto ieri Ben Shelton. Entrambi sono passati per la Sardegna. Sinner al Fort Village, vinse contro Andrea Pellegrino quando era al numero 330-40 qualcosa del mondo. Era proprio all'inizio della sua scalata. Ben Shelton lo scorso anno al Super Challenger ATP impressionò per il suo modo di giocare, il suo servizio micidiale, il suo gioco a tutto campo sulla terra battuta. Bella questa anticipo, che non mi rivedo al termine, anticipo di Sanna che non torna indietro, colpisce appena dopo il rimbalzo, tiene la palla piatta, toglie il tempo a Porcu che può fare poco. Zero 30. Si è rilassato un attimo Porcu. Leggermente fuori, dritto di Sanna. Non riesce all'accelerazione a Porcu, accelerazione piatta di dritto. Le palle break ora le ha Sanna, sono 2 consecutive, 15-40. Attacca Sanna e non c'è bisogno di giocare lavori. Con coraggio va a prendersi il break Sanna e si porta in vantaggio in questo secondo set, in vantaggio di un break perché era già in vantaggio di un game, 2-0 in suo favore, e quindi per la seconda volta riesce a strappare il servizio al suo avversario nel match. 2 break per parte, ma per vincere il primo set Sanna e Porcu ne ha vinti tutti e 2 nel primo di break, stati sufficienti per vincerlo. Importante questo game per Sanna, confermare il break, non inizia bene.
0,30. Diciamo dell'importanza di confermare il break. Ritrova coraggio Sanna. 15-30, mette pressione all'avversario venendo rete, si ferma in rete il passante di Porcu. 15-30. Quaranta. 15-40. Bravo Porco a prendere la rete. Due palle break. Out. 30-40, sciupa la prima Porco. Non muore mai Porco, molto bravo Sanna, ha dovuto fare il punto un paio di volte. E Sanna dopo aver annullato palla break si trova in vantaggio. Palla del 3-0. Abbiamo avuto due palle break. Porco. Non riesce a sfruttare la palla del 3-0 Sanna, parità.
E poi qua la terza palla break, dopo averne avute 2 consecutive, dopo che San ha avuto la palla game, c'è una terza palla break. Un momento importante del match, San commettendo questo errore cede la battuta, cede il break, quindi contro break, cede il servizio, contro break, ha annullato 2 palle break sul 15-40, poi ha avuto la palla del 3-0 e alla terza palla break Porcu si è ripreso il servizio perso nel game precedente. Direi un game chiave questo, un game chiave, non so se del match, ma per il momento è il momento chiave della partita. Ora bisogna vedere cosa succederà nel prossimo game, nei prossimi game, se Porcu riuscirà a tenere la battuta e quindi riportarsi in parità in questo secondo set, o se San riuscirà a proseguire la striscia dei break, visto che ne abbiamo avuti 2 consecutivi. Ne abbiamo avuti 4 break negli ultimi 6 game tra gli ultimi 3 del primo set e questi primi 3 del secondo. Negli ultimi 6 game 4 break, soltanto 2 volte i giocatori hanno ottenuto la battuta. (15-0), la bella pressione di Porcu, il suo gioco di pressione da fondo campo. Aspetta l'occasione per andare a chiudersi il punto a rete, il campione sardo in carica, che ha indirettamente spodestato Manuel Mazzella, indirettamente perché Mazzella ha perso in semifinale a Matteo Mura. Partita molto equilibrata, finita al terzo set, di cui però non abbiamo immagini. Allora abbiamo qui con noi il maestro Stefano Mocci, che è venuto a seguire i suoi 2 allievi. Stefano, momento importante di questo secondo set, no? Dopo il break che ha preso San, subito il contro break, però San ha avuto la palla del 3-0. Che momento è della partita? Ma sicuramente una partita innanzitutto particolare, perché sono 2 ragazzi che si conoscono bene, quindi è un po' una partita a scacchi, se vogliamo, e questo effettivamente è un momento un po' di snodo, perché ha avuto la possibilità di allungare. Per Nicola è importante provare a mantenere, invece a consolidare e a confermare il contro break che ha fatto immediato, quindi adesso cercare di fondare, stavo per dire, insomma, cercare di tenere dotto sul servizio, appunto, immediatamente ha calato con le prime palle, infatti adesso dovrà fronteggiare una palla break. Senti, prima dell'inizio della partita cosa ti aspettavi su una superficie anche rapida? Ma
per la verità ci sono due caratteristiche di giocatori con caratteristiche di gioco sicuramente leggermente diverse. Rimane il fatto che probabilmente Nicola per varie ragioni, un pochino per caratteristiche, un pochino per anche storico rispetto al periodo scorso, quindi anche a qualche infortunio in meno che ha avuto, a qualche stop in meno di Alberto, ha qualche certezza in più. Albi però ha comunque avrebbe una qualità di tennis che gli consente di mantenere il livello alto quando sta bene, quando è sul pezzo, quindi non mi aspettavo un match particolarmente sbilanciato. Non ti nego che avevo anzi il dubbio che potesse uscire un match anche leggermente più brutto, perché spesso questo tra compagni di allenamento può capitare. Sì, invece è una bella partita, forse il campo veloce anche aiuta un po' lo spettacolo. Ecco, diciamo in telecronaca delle belle cose che ha fatto vedere Sanne sia ieri in semifinale che oggi a rete, ma anche nel campionato a squadre, no? Nel doppio, ecco, ha la propensione verso il gioco a rete. Sì, sicuramente Albi devo dire che è da un po' di anni che per varie ragioni, insomma, poi è stato anche ha avuto modo di sfruttare la possibilità di giocare, di essere un protagonista, per la verità già dei scorsi campionati anche di vertice con delle squadre nel doppio, con vari giocatori, con vari compagni, quindi dando sicuramente il suo apporto. Le caratteristiche fisiche e tecniche gli consentono di sposarsi bene con vari giocatori, quindi questo ci aiuta, e poi lui sicuramente è più predisposto a giocate di questo tipo piuttosto che magari grandi match di durata, piuttosto che scambi particolarmente lunghi, quindi diciamo che il doppio gli consente, il gioco al volo gli consente comunque di far emergere alcune sue caratteristiche. Seguiamo questo importante punto. Non riesce neanche questa volta a concretizzare la palla break. Sanna la seconda palla break. Senti Stefano, tra un po' iniziano i tornei del Fort Village, ecco, come vedi questi ragazzi del tennis club, come si possono approcciare al torneo del Fort, no? Albi ha preso, è entrato in classifica ETF, ha avuto in passato classifica ETF, pensi che ci sia qualche possibilità per loro sicuramente di fare esperienza, ma possono in qualche modo anche competere, o è ancora presto? No, io credo che in verità loro abbiano già più volte, come posso dire, già se vogliamo dire così, toccato un livello, e abbiano già dimostrato di avere le possibilità, le capacità di esprimersi a un certo livello. Ricordiamo che molti giocatori che giocano prevalentemente nelle qualificazioni del torneo del Forte comunque sono gli stessi contro i quali magari potrebbero giocare in un campionato a squadre, quindi difficilmente ho visto delle situazioni nelle quali non sono stati adeguati. Chiaro che nel lungo, soprattutto per potersi esprimere, poter ambire poi a cercare di avvicinarsi a qualche punto ATP, non basta la singola prestazione o non basta la singola partita, ma bisogna essere un pochettino più continui. Ma io credo che questo sia l'anno giusto per loro, deve essere necessariamente l'anno giusto perché loro si approcciano questi tornei utilizzandoli come un'esperienza a pieno, quindi anche cercando di avere di stare più a contatto con quella realtà, scrollandosi anche un pochettino di dosso semmai l'idea malsana, secondo me, di non poter competere. È un'idea dalla quale io mi tengo ben lontano e cerco di assolutamente di convincerli, però è importante che si convincano in primis di essere adeguati. Dopodiché le partite, come sappiamo tutti, arrivano, la singola vittoria può arrivare per diversi fattori, però che non siano in condizioni assolutamente non lo penso.
bensì penso che molto parta un pochino anche dall'autoefficacia percepita e dal livello che hanno anche loro mentale e di atteggiamento. E in questo penso che stiano crescendo entrambi. Intanto arriva la terza palla break, Stefano, momento sempre più chiave del match, no? 2-1 Sun, quindi possibilità di riprendersi il break, il contro break, insomma. Momento chiave del match secondo te? Sì, è uno snodo importante perché poi ha avuto, insomma, Nicola la possibilità di rientrare su due pali, di comunque non farlo scappare. Adesso di nuovo, questo però è stato figlio di una buona prima palla di Nicola, che ha saputo anche cambiare la direzione, quindi ha creato insomma, ha usato una buona variante su questo punto e ripeto, è una partita che chiaramente è abbastanza tattica e per certi versi anche bloccata, visto la conoscenza reciproca che hanno i ragazzi. Intanto arriva la quarta palla break, insomma, più sono le palle break più è possibile che arrivi questo break. Momento di pressione su Porcu questo. Adesso deve difendere la quarta palla break con una seconda. Vediamo se Sana deciderà di rischiare qualcosa o no. E invece alla fine l'errore lo fa Porcu sulla palla accorciata da San, quindi è arrivato il break. Il quinto break negli ultimi 7 game, considerando questi 4 del secondo set e gli ultimi 3 del primo set. Cosa vuol dire, Stefano? Beh, innanzitutto, ahimè, vuol dire che è questa una cosa sicuramente sulla quale lavoriamo, che è ben presente nella testa nostra e dei ragazzi, e che è ancora la capacità di proteggere il turno di servizio e di essere davvero dominanti durante il turno di servizio è ancora non a livello. E l'altra cosa è che comunque il match si sta allungando, le palle probabilmente, la resa delle palle probabilmente incomincia a venire un po' meno, e di conseguenza probabilmente chi risponde leggermente è avvantaggiato rispetto agli inizi. In ogni caso le percentuali delle prime palle, soprattutto di Nicola, sono leggermente scese, e questo è un dato che immediatamente si riflette nell'andamento della partita. Non c'è cambio palla? Come funziona? Non previsto, no, non è previsto. Ribadisco, poi sì, poi come in questa occasione Alberto ha la capacità, anche se deve sfruttarla maggiormente, di trovare delle soluzioni molto interessanti su questa superficie, riuscendo per esempio a guadagnare bene la rete con rovescio lungolinea. Insomma, probabilmente va a modificarsi, a cambiare un pochino l'andamento della partita, e penso che ci siano i presupposti perché ci sia una buona seconda parte, diciamo, della partita, sia il secondo set che poi eventualmente insomma, vedremo un po' se ci sia un terzo set. Un terzo set sarebbe importante per Sanna tenere questa battuta. Intanto è il vantaggio 30-0, è fuori questo dritto di Sanna. Dicevo ieri, Stefano, che insomma in questi anni ogni volta che sono capitato al tennis club per vari motivi, ho sempre visto Alberto presente al circolo, sempre. Questo vuol dire che si è allenato sin da quando era ragazzino costantemente, insomma questo forse è anche un po' un segreto della sua crescita.
Sì, sicuramente Albia, devo dire che soprattutto negli ultimi anni credo che abbia, vogliamo dire così, benché la sua, insomma, dobbiamo tenere conto della sua giovanissima età, buon per lui, però ha ritrovato un pochino forse di smalto e di entusiasmo a seguito di un periodo nel quale forse fisiologicamente aveva insomma, vissuto un po' male, a parer mio, un piccolo distacco, un piccolo gap che si era creato tra lui e forse qualche suo coetaneo con il quale prima aveva meglio, che poi insomma, è un po' scappato via dal punto di vista della classifica. Viceversa, come dicevi tu, negli ultimi un po' di anni che riesce a essere costante, mi pare che attualmente sia più consapevole, anche delle proprie diciamo, criticità nella gestione. Penso che per lui sia importante riuscire a essere continuo proprio per smantellare alcune abitudini, alcune piccole fragilità che negli anni scorsi non l'hanno aiutato, e questo evidentemente noi siamo contenti, eppur preventivando qualche piccolo passaggio a vuoto ancora, però è importante, come dicevi, è fondamentale che stiano a contatto con l'ambiente, anche nei momenti più delicati. Invece per Porco un percorso un po' differente, perché lui si è formato a Villa Puzzo con Rossano Chiappe e poi è arrivato al tennis club proprio grazie ai risultati insomma, trovati a Villa Puzzo. Intanto l'Ace di Sanna. Ecco, un Porco che anche lui è cresciuto in questi anni con grandi sacrifici, perché oltre a doversi allenare doveva anche viaggiare. Sì, Nicola, diciamo che è stato tesserato, insomma, se parliamo di tesseramenti, risulta il nostro tesserato da molti anni. Personalmente lavoriamo assieme dal suo secondo anno under 16, per cui se nel 2003 stiamo parlando insomma già ormai di 4-5 anni fa, ed è iniziato un percorso chiaramente fatto di grossi sacrifici, perché venendo tutti i giorni da Villa Puzzo non è stato minimamente facile. Ricordiamo che mentre c'è stato poi quel Covid che non ha agevolato insomma nessuno, ma meno che meno chi aveva la necessità di spostarsi, e poi ha trovato un suo equilibrio. Adesso insomma da 2 anni vive in pianta stabile a Cagliari, per cui penso che anche questo contribuisca al fatto che si stia un po' evolvendo come nel suo percorso. Intanto palla del 4-1 per Sanna, quindi potrebbe allungare in questo secondo set. Palla corta, era un po' lontano dalla riga, se la gioca col pallonetto, ottimo, ha giocato molto bene, e quindi tiene la battuta a Sanna, 4-1 in suo favore, allunga, tiene il servizio, ecco, spezza la catena dei break, allunga questo secondo set, e quindi si porta in una situazione di vantaggio. Io ringrazio Stefano Mocci per la compagnia. Grazie Stefano. Ci sentiamo più tardi. Grazie Stefano. Ha fatto molto piacere questa chiacchierata, spero anche a chi ci segue, proprio perché lui conosce benissimo i ragazzi che hanno un 19 o un 20 anni, quindi sono giovanissimi, li vede tutti i giorni, 2 tra l'altro bravissimi ragazzi, la grande esperienza di Stefano Mocci al servizio della scuola, insomma della parte agonistica del tennis club Cagliari, guidata da Martin Vassallo Arguello. Adesso ho preferito accentrare un po' la chiacchierata sui 2 contendenti di oggi, magari poi avremo altre occasioni per approfondire altri aspetti collegati all'attività agonistica del circolo più importante della Sardegna, senza nulla togliere agli altri, ma per quanto riguarda sia risultati sportivi, tecnici, numeri, eventi, è il circolo più importante, il tennis club.
La settimana scorsa eravamo a Sassari, per invece quello che è stato il primo circolo della Sardegna, la Torres Tennis, Bozzo, tra l'altro anticipo, stiamo anche preparando un piccolo video sulla storia della Torres Tennis. L'anticipo di Sanna 0,15, anche per celebrare quel primo video che è stato pubblicato ormai tanti anni fa sul canale YouTube di tennisweb.it. Tentativo di, vediamo se perfetto, ci stava per ammazzare Porco, la palla è finita sul tetto alle spalle della postazione di ripresa, rimbalzando è tornato anche indietro, è stato ammonito Porco, violazione, codice del comportamento, abuso di palla 0,30. Forse non ho mai visto Porco avere un atteggiamento di nervosismo, sicuramente mai tirare una palla fuori dal campo, ma insomma, cose che ci possono anche stare. Questo momento, ma ha perso un attimo di lucidità Porco. 0,40, 3 palle break. Dopo aver faticato a tenere la battuta, arriva il break subito nel game successivo con Sanna che va a servire per il secondo set. Si prospetta, quindi non lo dico, va a servire per il secondo set. Con 2 break di vantaggio. Tra l'altro consecutivi. Porco non ha tenuto la battuta mai in questo secondo set. Fuori. 15-0, inerzia della partita si è spostata dalla parte di Alberto Sanna. È convinto di aver fatto ace Sanna. Larga dice Lazzaro Cadelano, giudice di sedia. Si è distratto un po', pensava di aver fatto ace. Ci ha pensato un secondo tra la prima e la seconda. 15 pari. Alla fine sbaglia Porco,
Sanna, scusate, 15:30, bellissimo pomeriggio, stavo nel mentre pensando, è calato il vento che ha caratterizzato un po' la giornata di ieri, di cui si è lamentato lo stesso Sanna. Invece oggi si gioca in condizioni ideali. Palla corta, la volée di Porcu di dritto, non riesce a essere incisiva. È vero che ha tirato un gran passante Sanna, palla veloce sul dritto, ma nelle precedenti occasioni abbiamo visto Porcu sbagliare 2 volée, questa volta giocarne una molto difensiva. 30 pari. E questa volta invece la gioca bene la volée di dritto Porcu, però ha avuto il tempo di aprire, di tagliarla giù. Non era una volée difensiva, ma era proprio una volée offensiva. 30-40, palla break. Sarebbe l'ennesimo break di questo secondo set. Serve in volley e ha messo pressione con questo serve in volley Sanna, non ne ha fatti tanti, forse ne ricordo un altro, e annulla la palla break. Bravo, coraggioso. È vero che è in vantaggio 5-1, quindi avrebbe quantomeno un'altra occasione di servire per il secondo set, però avendo perso il primo mai ridare fiducia a un avversario che l'ha persa. Aggressivo qui, controlla che la palla effettivamente esca. Set point, scusate, ho dimenticato di dirlo. Palla corta quasi involontaria, contro palla corta. È fuori questa palla che... Questo top spin che stava scendendo. L'abbiamo tutti guardata sino alla fine, Sanna compreso. E quindi set point che se ne va. Una palla break e un set point annullati. Controlla la volée, no, non la controlla abbastanza. Seconda palla break. Risposta strana di Porcu. Si è trovato addosso, non saprei neanche definirlo. Si è trovato addosso la palla, quindi l'ha respinta con il piatto verso l'alto, però la palla era all'altezza del suo petto. Normalmente si gioca di rovescio una palla così addosso, lui invece si è spostato col dritto. Parità, annullata la seconda palla break.
e arriva il set point con Porcu fuori giri col dritto. Ace chiude nel migliore dei modi il set. Sanna, ace centrale, l'ho fatto anche ieri, stesso ace, non ha chiuso il set al match con l'ace, però ne aveva piazzati 2 consecutivi, uno proprio in questo modo, e quindi si va al terzo set. Un po' era nell'aria e devo dire che forse la conclusione della partita, che è un po' più logica, mentre Porcu si dirige, esce dal campo per andare in bagno. Un secondo set dove abbiamo visto tanti break, 4 break in 7 game. Porcu non ha mai tenuto la battuta, ne ha persi 3, Sanna ne ha perso uno solo. Il game decisivo, il game chiave è stato quello, il quarto game, quello che abbiamo avuto il piacere di commentare assieme a Stefano Mocci, nel quale Sanna ha avuto 4 palle break, una serie di situazioni che potevano spostare gli equilibri da una parte o dall'altra, e invece l'arrivo del break ha portato l'inerzia del set a favore di Sanna, che da un possibile 2 pari invece si è portato avanti 3-1. Da lì Porcu si è perso un po' di fiducia e non è uscito, non è che sia uscito dalla partita, però si è spostata appunto l'inerzia dalla parte di Sanna, che ha poi chiuso per 6-1 il secondo set. Ecco, intanto vedo che rientra Porcu, ovviamente si scuserà anche col compagno, ma a questo punto una pausa un po' lunga, ecco, questa può essere che ci possa essere anche una disposizione, ecco, di Porcu. Speriamo niente di grave, ecco, per il campione sardo in carica, che sì, andrà lui al servizio perché ha finito con la battuta a Sanna. Inizierà lui a battere in questo secondo set, un set pari, quindi 6-1, 6-3 il primo set per Porcu, 6-1 il secondo per Sanna. Primo punto del terzo set. E lo conquista Nicola Porcu, che sembra tornato carico dalla pausa. Si ferma sul nastro la palla di Porcu, 15 pari. Dicevamo con Stefano Mocci, che è stato con noi nei momenti più importanti del secondo set, che quando due si conoscono così bene, si allenano sempre insieme, non è neanche poi facile che affrontarsi in una finale di un torneo. 30-15.
40-15. Sulla riga tiene il servizio Porco 1-0. Si cambia campo senza sosta, con Porco che, ecco, andiamo a rivedere un po' gli appunti della partita. Non teneva un servizio Porco dal nono gioco, quindi dall'ultimo gioco del primo set, per 3 turni consecutivi non ha tenuto la battuta Porco. Mi spezza questa striscia negativa e inizia in testa il secondo set, così come aveva fatto nel primo. Terzo set sul centrale dello Sporting Club Quartu, che è tra i circoli, diciamo, più importanti della Sardegna, senza dubbio, che oltre al Tennis Club Cagliari, al Torres Sassari, al Tennis Club Alghero, al Terranova di Olbia, il Tennis Club Arzachena, lo Sporting, naturalmente il Tennis Club 70 di Oristano. Lo Sporting Club Quartu è tra i circoli più importanti, tutti questi che ho citato, Tennis Club Porto Torres, naturalmente, hanno tutti organizzato tornei internazionali nel loro passato. E organizzati anche il Tennis Club Settimo San Pietro, anche se insomma, ultimamente finita, ecco, quella striscia di tornei femminili e uno maschile, tornei ATF, diciamo, del periodo pre-Fort Village, si è un po' fermato con l'organizzazione degli eventi. Insomma, questi sono i circoli più importanti della Sardegna. Spero di non averne dimenticato qualcuno. Tennis Club Sublanum, disciolto recentemente, ormai non esiste più. Sul centrale di Sublanum ci sono i campi da padel. Out 40-15. Poi ovviamente i circoli sono tanti, c'è il Poggio Sport Village, altro circolo molto interessante, le Saline con Memoriale Angelini, 40-30, ecco, 2 circoli che si dedicano molto all'attività giovanile. L'Accademia di Sassari con Linda Ferrando e il torneo Open di luglio. Insomma, tanti circoli importanti in Sardegna. Bello lo smash, proprio poco dentro la riga di fondo. Ha ripreso fiducia Porco e magari ha superato anche un momento
di difficoltà magari dovuto a un lieve malessere, ma questo è solo un'ipotesi per il momento. Leggo adesso un commento nella chat, tanto c'è la palla break, un commento che ci scrive il TC Arzachena ci ringrazia, TC Arzachena che sono stato anche relativamente di recente in occasione dell'esposizione della Coppa Davis, non al TC Arzachena ma al comune sottoesposta, ma naturalmente collegato all'evento Davis disputato da Arzachena. C'è il break, 2-0 Porco, non riesce ad agganciare Sanna il lob del suo avversario. Se era partito nel secondo set Sanna in vantaggio, questo terzo set parte Porco sopra. Naturalmente ci fanno piacere, ecco, questo ringraziamento da parte del Tennis Club Arzachena, che organizza l'Open Smeraldo, che ha organizzato la Coppa Davis, appunto, e che ha avuto la possibilità di averla proprio fisicamente dopo la vittoria, straordinaria vittoria degli azzurri, guidati da uno straordinario Yannick Sinner che sta battendo record su record. Non è utopico pensare che questa posizione numero 3 gli stia stretta, e a giudicare anche un po' dal momento non facile di Djokovic, che ha perso da Nardi, dal buon Nardi a Indian Wells. La strada verso la prima posizione sembra tracciata, e non solo la prima posizione, perché tanto ha vinto il primo slam della stagione. Vediamo come si approccerà la terra battuta e cosa potrà fare a Roma prima a Roland Garros, dopo passando per Monte Carlo, Madrid. (40-0) intanto a Wimbledon, ha già giocato molto bene il US Open, avendo vinto l'Australian Open, insomma, condizioni simili. Turbo risposta di Sanna, ma ha chiesto un po' troppo, ha lasciato un po' andare qui Sanna, un po' scaricato, sfogato. 3-0 Sanna, c'è un solo break, niente di irrecuperabile. La sfida in famiglia che denota anche, ci fa vedere, ci fa toccare con mano anche un po' quali sono le caratteristiche dell'uno e dell'altro giocatore, ma anche fondamentalmente un certo equilibrio, ecco, tra i due, con un Porcu che forse ha oggi qualcosina in più rispetto a Sanna, che deve ancora, come dire, mettere insieme un po' tutto il suo ottimo e buon tennis, ecco.
Gioca bene al volo Sanna, tempi giusti nel prendere la rete. Quanto sono ci chiedono? Allora siamo al terzo set. Primo set l'ha vinto Porcu col punteggio di 6-3, il secondo set l'ha vinto Sanna per 6-1. Siamo al terzo set 3-0 per Porcu che sta ricevendo in questo momento con Sanna al servizio. Un break di vantaggio per Porcu. Il terzo set appunto, un set pari. Attacca qui Porcu. È una volley che non era proprio definitiva. Si è fermata sotto il nastro. Si è fermato sotto il nastro l'attacco di Sanna. Dunque posso anche scriverlo, io scusate, dimentico di poter anche interagire non solo verbalmente. Ecco, naturalmente non si riesce a scriverlo bene magari. 30-15 intanto. Allora, 6-3. Ragiono ad alta voce, vi chiedo scusa. 6-3, 1-6, 3-0, Porcu. Ok, ce l'abbiamo fatta. pari. 30 pari. E qui la fiducia l'ha persa un po' Sanna, che sul 30-15 commette questo errore. Linguaggio del corpo inequivocabile, denota un po' di perdita di fiducia, come l'abbiamo vista nel secondo set da parte di Porcu, che invece ha un atteggiamento totalmente differente. 40-30, serve bene qui Sanna. Attacca bene Sanna, che sbaglia quasi mai a rete, molto bene nel prendere la rete, nel giocare di volo, tempi giusti, volley giocate sempre con attenzione, profonde, spesso definitive, profonde o anche stop volley. Insomma, devo dire la verità che avevo già visto all'opera Sanna a rete, però ecco, vedendolo in un campo veloce e commentando anche la partita, sto apprezzando ancora maggiormente queste sue doti, o meno sto avendo una conferma, ecco. Quindi 3-1, lo scriviamo, non trovo il trattino, scrivo 3-1, non è 31, è 3-1 ovviamente. Qui pensavo attaccasse Sanna. Back, anche qui ha fatto un passo avanti, la palla si è fermata sul nastro, 15 pari. Due momenti per Sanna per prendere la rete. Uno ha fatto un passettino in avanti e poi uno indietro, e poi invece col back la palla non ha superato il nastro. Tanto il sole è andato a nanna, si sono accese le luci sul centrale, attacca
calando anche un po' l'umidità. La sentiamo sicuramente più noi che guardiamo che il pubblico, che i giocatori in campo. 15:30 momento, anche questo importante della partita, perché qui se il Porco tiene il servizio va sopra 4-1 e si porta 2 game dal match. Se invece arrivasse il break si riaprirebbe il secondo set, il terzo set. Qualche spettatore c'è in più sul centrale dello Sporting tre quarto. Col coraggio Sanna poteva giocare un back, invece ha deciso di lasciare andare il rovescio a due mani piatto, palla veloce che è andata via profonda e non è riuscito a giocare il passante Porco. 15:40, ci sono 2 palle break consecutiva che dovrà difendere con una seconda di servizio. Ancora turbo rovescio per Sanna e il turbo dritto invece va fuori. Lo diceva Giampiero Galeazzi del rovescio di Canè, Galeazzi che ci ha lasciato, che abbiamo visto in Sardegna, che Galeazzi tante volte commentare la Coppa Davis sia a Cagliari che all'Alghero, che a Olbia, a Gio Village, in occasione della Fed Cup, lo smash di San e di Porco, che annulla le 2 palle break. Telecronisti che hanno un po' segnato, no? La generazione attuale dei telecronisti del tennis, tra tutti Rino Tommasi ovviamente, Gianni Clerici, Roberto Lombardi, tutti scomparsi, troppo presto Roberto Lombardi. Naturalmente Rino Tommasi è ancora vivo, è ancora in vita. Anzi, non ci starà seguendo, ma ne approfitto per un saluto, anche se non ci sta seguendo, ma persona alla quale sono legato, insomma, mi diede importanti consigli all'inizio, oltre ad averlo anche conosciuto personalmente in occasione dell'incontro di Coppa Davis qui a Cagliari. Tiene il servizio Porco, 4-1 in suo favore, salva le 2 palle break, si porta avanti 4-1, rimette un po' le cose a posto. E le occasioni le ha avute Sanna, in particolare quando ha tirato quelle 2 accelerazioni, una di rovescio e una di dritto, a tutto braccio, senza pensare troppo sulla prima, se non ricordo male, delle 2 palle break. Naturalmente ho trovato anche il trattino nel frattempo. 4-1.
No. Allora, siamo tornati in diretta, abbiamo avuto, chiedo scusa, una disconnessione e quindi c'è stato intanto il break, quindi 5-1 Porcu che sta servendo per il match. Accelerazione di Sanna 0-15, controlla Porco il segno, purtroppo un problema tecnico, ci ha mandati offline per un game circa, game al servizio di Sanna. Che ha ceduto la battuta. 15 pari. 15 pari. È in campo il lob di Sanna, non ne ha approfittato Porco. Palla corta e attacco. Bravo Alberto Sanna, dopo essersi salvato con questo lungo lob. Porco ha preferito giocarlo in sicurezza, ecco, senza anticiparlo, visto che l'avversario era completamente fuori dal campo. Poi bella la palla corta e l'attacco. 15-30, occasione, cattivo di non far andare troppo lontano il suo avversario, di restare in partita. 30 pari, attenzione. Due punti dal match. Out. 40-30, match point. Sanna si era portato 15-30. E adesso arriva il match point, partita lunga. C'è la prima Porcu. È un bellissimo match point. Con questo bellissimo match point ringraziamo i contendenti per avercelo regalato, perché non sempre il set point è il punto più bello della partita. Questo potrebbe essere il punto più bello della partita, e con questo scambio molto spettacolare Nicola Porcu vince col punteggio di 6-3, 1-6-6-1 contro Alberto Sanna la finale del torneo Open Città di Quartu allo Sporting Club Quartu. Una partita dai 2-3 volti, se vogliamo. Primo set sul quale Sanna Porco è stato sempre in controllo, vinto per 6-3,
sul finale del primo set sono iniziati i break e i contro break che sono proseguiti poi nel secondo set nel quale Porco non è mai riuscito a tenere la battuta, il game decisivo, poi ce lo diranno anche i giocatori, il quarto game sul 2-1 Sanna. Sul 2-1 in favore di Sanna, il giocatore appunto Alberto Sanna ha avuto 4 palle break, ha sfruttato la quarta palla break e è dato in vantaggio sopra per 3-1, da lì l'ha chiuso per 6-1. Nel secondo set invece è accaduto un po' il contrario, nel terzo set è accaduto un po' il contrario con Porcu che l'ha condotto dall'inizio alla fine. Momento decisivo, forse proprio il quinto game sul 3-1 Porcu, nel quale Sanna ha avuto 2 palle break, non è riuscito a sfruttarle. La prima, lo abbiamo detto, con quel dritto e quel rovescio sparati a grande velocità, mentre qui si preparano le premiazioni. Sparato a grande velocità, quindi ha rischiato molto e alla fine è arrivato ha tenuto la battuta a Porco e poi è andato a chiudere per 6-1, breccando successivamente il suo avversario Nicola Porcu, che lo vediamo venire verso di noi. Io non lo so, quando siamo in diretta vale tutto, no? E allora proviamo a sentire Porcu, non so se ci riusciamo, vediamo se ha voglia. Nico, siamo in diretta, se mi dici 2 parole. Ok, andate pure lì. Ok, io tanto in diretta vale tutto, ci scuseranno chi ci guarda, abbassiamo un po' l'inquadratura, ecco. Non la abbasso ulteriormente, anzi proviamo anche a abbassarla ulteriormente, intanto puoi respirare un attimo. Immagino che la partita è stata lunga e impegnativa. Ok, così ti schiacciamo meno. Allora Nico, una partita tanti volte abbiamo detto, ho detto in telecronaca, se riesco a sgarbugliare i fili, perché è una partita dai tanti volti, no? Mi prendo anche gli appunti perché comincio a essere anziano. Allora, un primo set che hai condotto un po' dall'inizio alla fine. Nel secondo, quel game decisivo del quarto gioco, il tuo avversario era in vantaggio per 2-1. Servivi tu, lui ha avuto 4 palle break, sì. È riuscito a sfruttare la quarta e da lì è andato sopra 3-1 e è stato quello il momento decisivo del secondo set. Sicuramente sì, poi anche il primo game del secondo set sicuramente, perché speravo di salire subito in vantaggio, è stato un game lungo che ho perso e da lì ha riportato un po' la partita alla pari, diciamo. Poi lui è salito un po' di livello al secondo set, io ho avuto un momento sicuramente verso il 4-1, poi diciamo è scappato il set, poi mi sono preso una lunga pausa alla fine del set e ho cercato di concentrarmi, di recuperare tutte le energie e di partire benissimo al terzo, e così credo di aver fatto, quindi sono abbastanza soddisfatto di questo. Ecco, altro momento importante nel terzo set. Servivi tu sul 3-1 e hai salvato 2 palle break. Sì. Lui ha giocato 2 colpi molto forti, uno di dritto e uno di rovescio a tutto braccio, sbagliando il secondo. È stato quello forse un altro momento importante. Sì, diciamo che ci sono stati molti momenti chiave, sia dalla mia parte che dalla sua. Sono stato bravo, secondo me, al terzo set a iniziare subito intenso. Poi diciamo che ci siamo un po' scambiati l'inerzia della partita. All'inizio sono partito bene io, poi lui meglio al secondo e al terzo forse sono partito meglio io.
Senti, ci ha tenuto un po' compagnia Stefano Moccia, abbiamo commentato proprio quel momento cruciale del secondo set. Ok. E, insomma, lui aveva paura di una partita meno bella. Meno bella perché tra compagni di squadra a volte ecco, Sì, è non vero. nascono molto. Ecco, come siete entrati in campo? Diciamo che abbiamo avuto un'altra partita da poco agli Assoluti Sardi dove sicuramente quello è stato un momento difficile, forse più per lui sicuramente, però il fatto che continuiamo a giocare partite contro sicuramente ci aiuta e lo so, sicuramente giocare contro un compagno di squadra non è il massimo, però succede e succederà ancora tanto, credo. La superficie che avvantaggia più te o lui? Allora, il campo secondo me risulta un po' lento, quindi non va così male a me. Di sicuro lui gioca molto bene sul veloce, quindi forse parte leggermente avvantaggiato, però ripeto, la superficie risulta un po' lenta e va bene anche a me, diciamo. Programmi della stagione? Ma continuare adesso a giocare tante partite, ci saranno adesso i tornei al Forte, poi inizierà la Serie B, quindi diciamo che il calendario è abbastanza fitto e sono felice di questo, sto riuscendo a giocare tanto, allenarmi, a studiare, quindi diciamo che mi piace come sto conducendo la mia vita, diciamo. E allora, in bocca al lupo a Nicola Porco e grazie, Grazie mille. e grazie di Grazie. tutto. Bene, penso che sono in programma le premiazioni. Alla chiusura del torneo, finalmente dopo un po' di giorni di pioggia, che ci ha condizionato anche a poco, però il torneo è stato bello perché ha avuto un sacco di iscritti e qualitativamente anche di livello. Va bene, allora, la finalista presentata è per noi per tutti, anche per chi hanno potuto giocare. Prima Beatrice, la visto vincitrice del Signore. Da sola, bene, scusa. Distribuo la foto. Brava bene. Adesso vieni là, La mattina noi siamo bellissima partita. Finalista. Alberto Sanna. brava Alberto. Ho quelle luci dietro che disturbano. Ok. No, ho detto. Una da solo, Alberto? Poi che si già sembra la parte magari. Sì, sì. Ok. Per firmare sempre. La vincitore dell'ultima partita, campione sardo in carica, Nicola Polpo, bravo. Meglio, tanto lui non c'è al E si lamenta. massimo di fare controllo. Aspetta, un altro. Fai un passo, proprio lì, ok. E quella luce dietro, maledetta. Ok. Ma tu mettare. Allora faccio questa schiena, magari. Sul circo. Questa Mi dovete coprire. Dai, fatevela tutti e tre assieme, dai. Nico e Nicola. Che ti avanti? Dai. Dai, in mezzo, al centro, bene, dai. Dai. Ti piace questa disposizione? Bravi. Questo è
Grazie, bravi ancora. Alla prossima, due parole di ringraziamento a Pezzula, le facciamo? Parlo io? Sì. Ciao, grazie. Lo mandiamo, quello sì che mandiamo. Bene, allora chiudiamo qui questa diretta, io vi ringrazio per l'ascolto, abbiamo vinto una bella partita, 2 giocatori tra i giocatori più importanti in Sardegna, siamo visti scontrarsi l'uno contro l'altro. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento ai prossimi eventi di tennisweb.it.